Mutrion di Marco Cavazzini. Marco Cavazzini, che invitiamo a salire sul palco. Congratulazioni. Non devo perdere sicuramente la bussola, c'è ancora tanto da fare, ancora tanto da imparare e mi sento insomma che ho bisogno di lavorare ancora molto, però per me è veramente una grande spinta. A 26 anni, il veneziano Marco Cavazzin è già un regista di successo. Il suo cortometraggio Mutrion, girato interamente nelle isole della laguna di Venezia con il supporto della Veneto Film Commission e che narra le vicende di una piccola comunità lagunare nascosta tra le sue isole, si è aggiudicato il premio per la miglior regia all'interno della sezione internazionale Pardo di Domani alla 79esima edizione del Festival Cinematografico di Locarno. Il cinema, tu dai 1000 al progetto e lui ti restituisce 1, cioè questa è la proporzione che dà il cinema, perché comunque è un lavoro faticosissimo e lunghissimo, quindi può anche essere che alla fine tutto quel lavoro e quella fatica non arrivi, e il fatto che sia arrivato a un pubblico internazionale, il fatto che eravamo anche gli unici lì a Locarno nella selezione dei cortometraggi nel concorso internazionale, è stato già di base una vittoria. Il fatto poi di essere stati riconosciuti con la regia è veramente un sogno. Sulla falsariga del movimento cinematografico, che nella Francia di fine anni 50 fu battezzato Nouvelle Vague, in Veneto si comincia a parlare di onda nuova per definire la generazione emergente di cineasti che ha come punta di diamante il feltrino Francesco Sossai, acclamato regista delle città di pianura, presentato a Cannes e pluripremiato ai David di Donatello. Io credo che Cicco 85 è solo il fatto innanzitutto di essere veneti e di essere giovani e di parlare un linguaggio di cinema moderno, che è un cinema che in Italia si fa poco, ma si fa, e credo che spesso le grandi storie nascono anche da luoghi poco raccontati, come effettivamente il Veneto, perché dopo Mazzacurati, che comunque è stato un regista gigantesco, ne sono usciti veramente pochi da qui.